Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, giovedì 7 novembre. Mercoledì pomeriggio 3 ciclisti di Chioggia, un uomo e 2 donne, hanno sventato un principio di incendio in località Camatte, nel comune di Cavazzare. Mentre percorrevano la strada lungo l'argine sinistro dell'Adige, i tre hanno notato un denso fumo nero uscire da un'abitazione. Insospettiti dal colore e dall'intensità del fumo, decisamente diverso da quello di una cucina, si sono fermati per verificare la situazione, intuendo subito che si trattava di un possibile incendio. Dopo aver iniziato a chiamare i residenti, dal fabbricato sono usciti un uomo e una donna di origine nordafricana. Ignari del pericolo, i ciclisti li hanno subito avvisati e consigliato di non rientrare, poiché l'aria ormai era satura di fumo e poteva risultare pericolosa. Le due donne, preoccupate per la sicurezza dei residenti, hanno esortato i proprietari a mantenersi a distanza. Nel giro di pochi minuti, comunque, l'incendio è stato fortunatamente contenuto e poco dopo sono giunti sul posto i vigili del fuoco, probabilmente quelli di Cavarzine, che hanno messo definitivamente in sicurezza l'abitazione. Grazie alla prontezza dei ciclisti, l'incidente si è risolto senza gravi conseguenze, evitando ulteriori danni e rischi per gli occupanti. I tre volenterosi erano l'inossidabile Gabriele Baldini, la signora Paola e la signora Barbara. Ma che stanno passando? Non dare dentro così, vai che ti schiaffi il fuoco, te ciao! No, te soffri, te soffri. Sta che tutti quanti che. Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it. Ieri, sul servizio in cui abbiamo descritto il furto subito dal Comproro in Viale Trieste, abbiamo parlato degli uomini implicati. 4 uomini scesi dall'auto, un quinto probabilmente rimasto alla guida pronto alla fuga e abbiamo supposto di un sesto uomo che avrebbe trattenuto il titolare per dare tempo ai complici di recuperare la refurtiva e fuggire. Il sesto uomo non fa parte della banda. Nel dubbio che fosse o meno implicato nella faccenda, avevamo suggerito che se era estraneo ai fatti si rivolgesse alle forze dell'ordine per spiegare la sua presenza sul posto e le motivazioni che lo avevano spinto a trattenere il titolare, fugando così eventuali dubbi sulla sua innocenza. Così ha fatto. Nel pomeriggio l'uomo si è presentato in questura dove ha chiarito la sua posizione. È stato quindi eliminato un indagato dalla lista in mano alla polizia. Probabilmente l'uomo ha evitato al titolare del Compro-Oro una brutta esperienza, peggiore di quella che ha avuto a causa del furto subito. Chissà cosa sarebbe potuto accadere al titolare del negozio se non avesse trovato quell'uomo a trattenerlo e se fosse rientrato quella manciata di minuti prima, trovandosi davanti i malviventi mentre gli stavano saccheggiando le vetrine. Sarebbe riuscito da solo a convincerli a redimersi, abbandonare il bottino e andarsene senza colpo ferire, o in un eventuale scontro avrebbe avuto la peggio? Probabilmente l'incontro fortuito con quello che si è rivelato un buon uomo gli ha evitato un danno ben peggiore dei 200.000 euro. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Dunque, permettetemi un po' di autocelebrazione. Siamo stati i primi come Chioggia Azzurra a dare prima una previsione precisa che avrebbe vinto Trump. Questo grazie ad alcuni nostri concittadini che vivono negli Stati Uniti o hanno legami con gli Stati Uniti da tantissimi anni, in particolare per Matteo Ferdinandi, scusate, l'avevo chiamato Ferdinando, che è un imprenditore chioggiotto che vive da tantissimi anni a Los Angeles e ci aveva spiegato i motivi per cui riteneva, ma non solo lui, anche altri
che avrebbe vinto Trump. Non sto a ripetervi, ve l'ho già detto nei altri video precedenti. E poi questa mattina per primi alle 6:30, l'abbiamo pubblicato mi sembra alle 7 rotti, abbiamo detto, alle 8 forse, che comunque avevamo la certezza che avrebbe vinto Trump, in quanto questo nostro concittadino segue i gruppi dei repubblicani e come presumo è un'ipotesi, come noi a Chioggia quando ci sono le elezioni abbiamo i contatti diretti con i rappresentanti di lista, quindi sappiamo ogni volta prima che arriva il seggio centrale in quel seggio ha vinto un sindaco oppure un altro. Non fatemi pensare alle ultime elezioni comunali, e quindi diciamo avevamo questa certezza che poi è stata confermata nel seguito della mattinata. Ecco, volevo precisare una cosa. Allora, il sottoscritto, ma parlo anche come Chiesa Azzurra, non siamo favorevoli né a Trump e né alla Kamala Harris. Noi altri siamo testimoni, ok? Io questa mattina mi sono permesso, ma col cappello in mano, che uno dei fattori in cui Trump ha vinto è il fatto che quelli dei democratici americani evidentemente hanno di gran lunga sottovalutato il fatto che un'immigrazione incontrollata crea diciamo disagio, apprensione e paura in tutto l'elettorato. Questa è la dimostrazione. Se Trump ha vinto, non è che ha vinto con chissà che margini, però comunque ha vinto, e evidentemente il suo elettorato non può essere solo di bianchi, i cosiddetti WASP. È chiaro che è un elettorato molto variegato che comprende insomma non voglio ripetere, vi invito a seguire gli interventi che fa il giornalista bravissimo Federico Rampini. Ecco, allora, ho fatto questo paragone confrontando anche con i democratici italiani che sembra quasi che facciano il tifo perché arrivino gli immigrati così, scusate il termine, a cazzo di cane. Ecco, ed questo è uno dei motivi che il Partito Democratico non mi sembra che stia sfondando da nessuna parte. Ecco, era solo questo il confronto. Per quanto riguarda Trump e la Harris, io non credo che nessuno sia in grado di capire se è un vantaggio per l'Europa e per l'Italia in particolare o uno svantaggio. Lo vedremo con gli anni, non si potrà vedere. Io personalmente confido che Trump veramente riesca a fare in modo che questa guerra, con un armistizio, con una pace, con quello che possa essere, che termini, perché questa guerra in Europa tra la Russia e l'Ucraina è stato un danno enorme, soprattutto per il Veneto. Questa è la mia speranza, è un'aspettativa, e quindi se Trump dovesse in qualche modo riuscire, come ha promesso, a chiudere la guerra in pochi giorni, io credo che per l'Italia e per l'Europa sia un vantaggio. Seconda apertura dei termini per quanto riguarda la presentazione delle domande dell'ambito del piano FEAMPA nazionale 2021-2027, dove appunto vi sono delle risorse importanti per il settore della pesca e acquacoltura e che sono sicuramente voci che possono dare un po' di ossigeno al settore sicuramente colpito da tutta una serie di situazioni che li vede appunto deficitari. In arrivo, come dicevo, delle risorse importanti che vanno appunto nell'ambito dell'acquacoltura, dell'investimento sulla sicurezza a bordo dei pescherecci, piuttosto che l'ammodernamento dei motori degli stessi. Sono risorse importanti che dimostrano ancora una volta che la Regione del Veneto sul tema della pesca è in prima linea. È sicuramente funzionale la capacità, ovviamente grazie al supporto e al lavoro delle varie associazioni, cooperative e quant'altro che rappresentano il settore, sia pesca che acquacoltura, e che dimostrano ancora una volta con progetti funzionali e precisi di poter spendere i soldi che vengono messi a disposizione. Ancora una volta, che ben se ne dica, riusciamo anche a spendere quei soldi che le altre regioni a livello nazionale non riescono a spendere. C'erano 16 milioni nel vecchio FEAMPA che le altre regioni d'Italia non riuscivano a spendere o comunque non avevano speso, e grazie a un lavoro di concertazione anche con il governo siamo riusciti a recuperare falli nostri
e riuscire a rimetterli in circolo per le varie associazioni, ditte e quant'altro del settore appunto pesca e acquacoltura. Questo è la dimostrazione lampante che la regione da una parte, ma le associazioni e tutto il mondo cooperaistico e quant'altro del settore pesca e acquacoltura sono in prima linea, hanno progetti sempre pronti per poter essere messi a regime e dunque si va a beneficiare anche di quelle risorse economiche che magari le altre regioni non hanno usufruito e che andavano perse, a sua volta venivano di nuovo rimessi in circolo a livello europeo. Ecco, tanto per fare un ragionamento generale. Comunque entriamo nel merito, 1,5 milioni di euro relativi appunto alla sicurezza, rafforzando appunto il settore sulla parte economica, sociale e ambientale e dunque per migliorare in generale appunto l'attività del pesca nel nostro territorio. Altri 750.000 euro vengono messi invece sulla voce dell'ammodernamento dei motori di pescherecci e 8 milioni invece per quanto riguarda il settore acquacultura che va nello specifico per quanto riguarda appunto questo settore nella trasformazione dei prodotti, favorendo appunto quella competitività e la crescita di questo settore fondamentale per l'economia del Veneto. Dunque sicuramente risorse importanti che vengono messe in circolo e ovviamente adesso nel mese di dicembre cominceranno a essere aperte, diciamo così, i termini per presentare le domande e poi nei mesi successivi, dei primi mesi del 2025, potranno appunto essere stilati sulla graduatoria e poi essere, diciamo così, elargite a chi ne ha diritto. Dunque, dimostrazione lampante che la Regione del Veneto ancora una volta dimostra di avere massima attenzione sul settore della pesca e dell'acquacoltura. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, dal lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 euro. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, giovedì 7 novembre, è la farmacia Nicolini in Corso del Popolo a Chioggia. Vi saluto e vi ringrazio. Se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi ricordo inoltre il sito chioggiaazzurra.it, canali Telegram e WhatsApp Azzurra Network News, il canale YouTube Chioggia Azzurra, la pagina Facebook Chioggia Azzurra e la nuovissima app Chioggia Azzurra. Continuate a seguirci e ciao a tutti.